Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo delle notizie freschissime dal mercato delle trasferenze che vi terranno sicuramente incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Secondo il giornale La Repubblica, il Napoli sta mostrando un forte interesse per due talentuosi esterni offensivi, Federico Chiesa e Domenico Berardi. Tuttavia, l'arrivo di uno dei due dipende dal destino di Jesper Lindstrom e Giovanni Simeone. Se il Napoli riuscirà a vendere uno di questi due giocatori, allora potrà concretizzare l'interesse per Chiesa o Berardi, aggiungendo così qualità e imprevedibilità al nostro attacco. Chiesa e Berardi sono nomi che accendono la fantasia dei tifosi. Federico Chiesa, con la sua velocità e abilità nel dribbling, potrebbe portare una nuova dimensione al nostro gioco. Domenico Berardi, d'altro canto, è un giocatore esperto e versatile, capace di fare la differenza in molteplici situazioni di gioco. Ma non è tutto. La Repubblica spiega che ogni eventuale movimento a centrocampo sarà valutato con calma. I giocatori Cajuste e Folorunsho saranno osservati attentamente prima di prendere qualsiasi decisione. Questo approccio ponderato dimostra la serietà e la strategia meticolosa del nostro club. Cari tifosi, cosa ne pensate di queste possibili operazioni? Preferireste vedere Chiesa o Berardi con la maglia azzurra? E chi tra Lindstrom e Simeone dovrebbe lasciare il posto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!